Visto che spesso di fronte alla verità assistiamo a reazioni scomposte e accuse di disinformazione, facciamo un po' di chiarezza dati alla mano, perché per noi la corretta informazione nei confronti dei telespettatori è un dovere oltre che un obbligo. Siamo in grado di darvi il podio degli stipendi dei medici di famiglia che operano nel Bassanese. Sul terzo gradino si piazza un camice bianco con un imponibile da 159.000 euro. Sul secondo gradino del podio uno stipendio da 169.000 euro l'anno e sul più alto al primo posto la cifra è chiara, 178.000 euro lordi l'anno. Se siano o meno stipendi d'oro lo lasciamo giudicare ai telespettatori. Sempre per far chiarezza, vi diamo anche la media degli stipendi dei medici di medicina generale in Veneto. Un massimalista con 1.500 assistiti guadagna fino a 107.000 euro all'anno, che arrivano a 136.000 se opera in una medicina di gruppo integrata. Il costo medio per medico di medicina generale, dati riferiti al 2015, in Veneto è pari a 121.600 euro rispetto a una media italiana di 102.151 euro. Il Veneto, per costo, è al terzo posto dopo la provincia autonoma di Bolzano e all'Emilia-Romagna. Interessante è poi il raffronto e il confronto con il trattamento economico di un medico ospedaliero che, a differenza dei medici di medicina generale, liberi professionisti in convenzione, sono in tutto e per tutto dipendenti pubblici con molte responsabilità. Un direttore di struttura complessa, il vecchio primario per intenderci, in Veneto ha uno stipendio medio di 110.000 euro divisi in parte fissa e variabile. Nel caso il direttore di struttura complessa sia anche direttore di dipartimento, i cosiddetti super primari, va aggiunta un'indennità che varia da 15.000 a 25.000 euro l'anno. Il dirigente medico, il vecchio aiuto, ha uno stipendio di 61.000 euro l'anno. Questi sono i dati, scritti nero su bianco. Di fronte allo sciopero dei medici di base, un paziente che fa fatica ad arrivare alla terza settimana, come si dovrebbe comportare e come si deve sentire?